mercoledì 19 febbraio, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E buongiorno anche da Lorena Dolci. Grazie Lorena, arriviamo da te fra pochissimo. Intanto le notizie delle ultime ore: 2 assalti armati per rubare cellulari. Un trentenne è stato arrestato dalla polizia a Catania, il rapinatore è stato incastrato dalle telecamere di videosorveglianza. 2 assalti, un arresto. Un trentenne finito in carcere a Catania per una tentata rapina ed un'altra portata a termine, entrambe effettuate in 2 punti vendita diversi, però della stessa catena. Ad eseguire il provvedimento è stata la polizia. 2, come detto, gli episodi al vaglio degli investigatori. Il primo risale al 18 luglio 2024, quando 2 giovani, lo vedete, hanno fatto irruzione nel punto vendita con caschi da motociclista ed armati, uno di pistola e l'altro con coltello e spranghe in ferro. L'assalto sarebbe andato a vuoto perché non c'erano nel negozio cellulari iPhone, vero obiettivo dei malviventi. Una rapina, con analoghe modalità, con il furto di cellulari di varie marche, è stata invece consumata 2 giorni dopo in un altro negozio. Ad agire sono stati sempre 2 banditi armati di pistola. La visione delle immagini ha permesso di individuare il trentenne a cui sono stati attribuiti entrambi gli episodi. La polizia ha sequestrato anche il motociclo utilizzato per gli spostamenti per compiere le rapine. Nell'abitazione dell'arrestato sono stati trovati anche gli indumenti compatibili con quelli utilizzati durante gli assalti. E adesso andiamo nel Palermitano, torniamo ad occuparci dell'anziano sbranato a Bagheria da alcuni cani corsi. C'è un indagato, intanto rompe il silenzio della moglie del proprietario proprio degli animali. Siamo pronti a pagare, si attende l'esito dell'autopsia. È indagato per omicidio colposo il proprietario dei 3 cani che ieri avrebbero assalito Salvatore Maggiore, 84 anni, mentre lavorava nelle campagne di Bagheria. L'autopsia dovrà chiarire le cause della morte dell'uomo, sia a causa delle lesioni provocate dai cani o per un malore causato dalla paura dell'attacco degli animali. Intanto la moglie dell'uomo indagato, e anche lei proprietaria dei 3 molossi, rompe il silenzio e parla così. La persona che non c'è più perché era a noi molto cara. Se sono stati i miei cani pagheranno, ma so che non sono stati loro, perché cuccioloni stavano in famiglia con bambini, mai mi hanno dato segno di aggressività, altrimenti li avrei tolti, non li avrei tenuti qua in famiglia. I cani sequestrati sono stati portati in un canile dell'Agrigentino. I cani sarebbero usciti da un buco della recinzione della casa confinante con quella della vittima. Voglio sapere cosa è successo, siamo qua per questo, vogliamo sapere cosa è successo. Se sono stati i miei cani è giusto che pagano loro e che paghiamo anche noi. Abbiamo fatto, ogni tanto magari la piccolina mi saltava, ma innocua, ai denti di latte ancora, 8 mesi. Saltavano, è vero, ci hanno chiamato, abbiamo cercato di rattoppare, sono buchi rattoppati, rete più alta, abbiamo fatto di tutto e siamo veramente dispiaciuti e addolorati. E sui possibili screzi con la vittima, la proprietaria dei cani replica così. Io fino a giovedì ci sono visti, così signor Salvatore mi ha dato le caramelle come ogni mattina, mi dava le tic tac. Non è vero, non so cosa sapevano i figli, io li ho visti poco, io vedevo ogni mattina lui, quando scendeva, perché in estate magari veniva alle 6, io essendo sveglia stavo attenta, anzi che risalisse, perché magari col caldo, e lui sempre mi regalava un fiore per la mia mamma che non c'è più e gli altri li portava alla Madonnina. I miei cani lo conoscevano, gli dava il pane, non so cosa sia successo e spero che venga fuori tutta questa situazione. Allora andiamo da Lorena per partire proprio dalla lettura dei quotidiani, da questa notizia. Sì, la troviamo un po' su tanti giornali, ma in particolare andiamo a vedere la Sicilia. Sono in tanti che vogliono sapere la verità su questa vicenda. La Sicilia riprende questa intervista alla moglie del proprietario dei cani, che dice appunto: se sono stati i nostri cani è giusto che paghiamo. Ribadiamo che è indagato il proprietario dei cani Killer e aggiungiamo che 3 anni fa un loro cane è stato trovato sbranato. Avevamo un pitbull, dice la donna, che abbiamo trovato morto nel terreno con ferite molto profonde. Abbiamo pensato che c'erano animali che potessero attaccare anche i cani, forse i cinghiali, e quindi un'altra ipotesi. Ma un altro dettaglio importante è che il corpo della vittima si trova adesso all'Istituto di Medicina Legale e quando i figli sono giunti in questa contrada e hanno trovato il padre in una pozza di sangue perché aveva gravissime ferite alle gambe e alle braccia, segno questo, secondo i primi rilievi, che la vittima aveva tentato
di difendersi, ma sarebbe stata sopraffatta dagli animali. Ovviamente sarà l'esame autoptico, l'autopsia, a dare un primo responso, ma in questo caso si escluderebbe l'ipotesi del malore e che solo dopo l'uomo sia stato attaccato dai cani. Restiamo nel palermitano, i tentacoli di Cosa Nostra sui vini, le cantine Rapitalà servita ai boss, un capitolo sulla mafia di Camporeale dedicata al business alternativo. Dal carcere il boss Shortino continuava a comandare. Non solo i boss continuavano a comandare dal carcere, c'è anche il sindaco di Camporeale, Lino Cino, tra gli indagati nell'inchiesta della direzione distrettuale antimafia che ha portato in carcere 6 nuove persone nella giornata di oggi. Il boss Antonino Shortino usava la moglie Anna Maria Colletti per portare gli ordini e gestire i suoi affari che riguardavano anche il mondo del vino di qualità. Proprio a Camporeale sorgono infatti le cantine Rapitalà che, secondo quanto si legge nell'ordinanza, hanno avuto fra i dipendenti uomini delle cosche. Secondo gli inquirenti, il tessuto logistico ed economico della società era permeabile a infiltrazioni da parte del gruppo criminale. Nella misura cautelare la Rapitalà viene definita come asservita al clan retto da Antonino Scardino, reggente del mandamento durante la detenzione dello storico capomafia Shortino. La famiglia mafiosa di Camporeale, si legge nell'ordinanza, riceveva con cadenza mensile sia somme di denaro contante che altri beni provenienti dalla cantina Rapitalà, tramite alcuni suoi dipendenti evidentemente contigui al sodalizio mafioso come Tomarchio e Arena. Per quanto riguarda il sindaco, invece, era lui ad attestare falsamente il rispetto degli obblighi della messa alla prova dei picciotti scarcerati. Secondo gli inquirenti, Cino, eletto nel 2022, avrebbe attestato che Giuseppe e Pietro Bologna, oggi arrestati insieme agli altri per mafia e all'epoca dei fatti pregiudicati, svolgevano lavori di pubblica utilità per riabilitarsi. Cino inoltre sarebbe stato eletto anche con i voti del clan ottenuti per intercessione del boss Shortino detenuto. Allora, Lorena, torniamo a occuparci proprio di questa ultima operazione di ieri, un'operazione che conferma come intanto i boss continuano a comandare proprio dal carcere, e poi ci sono anche altri risvolti, la diversificazione del business di Cosa Nostra. Certo, questa è quella che si definisce la mafia delle campagne rispetto alla mafia di città, che si occupa anche dell'allevamento dei bovini, ma vediamo condizionava pesantemente anche gli amministratori e il tessuto economico. Ma proprio su questo particolare che dicevi tu, e cioè il carcere non ferma i boss, rimanda il Giornale di Sicilia con questo titolo: il carcere non ferma i boss, la retata contro la mafia dei Viddani a Camporeale, conferma le troppe falle nella detenzione. Il capo della cosca, in cella da 26 anni, impartiva ordini attraverso i colloqui con la moglie, ma poi dicevamo c'è il coinvolgimento di questo importante tessuto economico. Questa azienda, che non è un'azienda secondaria, è un'azienda importante. Pensate che, ci racconta la Sicilia, questa azienda è stata fondata nel 68 e produceva circa 2,5 milioni di bottiglie l'anno ed era utilizzata come un bancomat, asservita a Cosa Nostra, scrive appunto la Sicilia, che l'avrebbe usata come un bancomat, e il ritratto che gli inquirenti fanno della cantina Rapitalà, una delle storiche imprese vinicole siciliane nota nel mondo. I rapporti tra parte del gruppo dirigente dell'azienda ed esponenti del clan di Camporeale vengono raccontati in uno dei capitoli dell'indagine della DDA di Palermo, che ha portato in carcere boss e personaggi vicini al mandamento e che fanno emergere gli interessi economici di Cosa Nostra di Camporeale anche nel settore della produzione e della vendita di prodotti vinicoli attraverso le diverse cantine della zona. E tra queste, abbiamo detto, sia per fama che per grandezza, c'è appunto la cantina Rapitalà, che tra l'altro è una società per azioni del gruppo italiano Vini, con capitale sociali pari a oltre 7 milioni e un giro d'affari per il solo anno 2021 pari a oltre 5 milioni, quindi capacità di condizionare anche gruppi economici grossi e di questo peso. Adesso ci occupiamo di rifiuti, la discarica di Lentini chiusa poi riaperta, un dietro front, scongiurata in extremis l'emergenza per l'appunto di spazzatura, cancelli riaperti nel sito della Sicola Trasporto, con intervento anche della Regione.
Dopo alcune ore di chiusura e la mobilitazione di alcuni sindaci del territorio è stata riaperta la discarica di Lentini in provincia di Siracusa. La notizia della sua chiusura da parte di Sicula Trasporti, la società che gestisce la discarica, era arrivata in mattinata da alcune amministrazioni allarmate per il mancato conferimento della spazzatura, ma soprattutto per il quadro a tinte fosche che la chiusura prolungata avrebbe significato. A Lentini infatti conferiscono oltre 200 comuni siciliani. Ringraziamo il governo perché ha immediatamente risposto con una soluzione e tempistiche molto brevi. Già alle 14:30 la discarica ha riaperto i battenti, ma certo è che non si può tollerare un atteggiamento come questo della discarica di Lentini, ovviamente parlo, che non è ammissibile e non è assolutamente pensabile. Di fatto la regione siciliana ha autorizzato a tenere temporaneamente nell'impianto un quantitativo maggiore di rifiuti in attesa della nave che arriverà giovedì e che consentirà di scaricare e trasportare all'estero la spazzatura dei siciliani. E ribadiamo, la Sicula ha il costo più alto d'Italia nel conferimento del residuale secco. Lo abbiamo denunciato più e più volte come Anzi Sicilia, abbiamo consegnato anche il dossier all'antitrust, quindi siamo certi che questo farà il suo corso. Un sistema, è evidente, che ha costi esorbitanti per la Sicilia e che si riverbera nei costi della tassa che i cittadini sono costretti a pagare ogni anno. Allora, scongiurata questa emergenza, almeno per il momento. Eh sì, per fortuna c'è stata la chiusura, lo leggiamo sulla Sicilia, chiude la discarica, poi per fortuna, come vi abbiamo raccontato, c'è stato il dietrofront, la nave per i rifiuti all'estero in ritardo ad Augusta, Sicula Trasporti aveva detto stop al conferimento. L'ira dei sindaci, abbiamo sentito quello di Mister Bianco, oggi si riparte ma con ingresso posticipato alle 8 e ieri era stato proprio il sindaco di Mister Bianco, che è anche componente del Consiglio nazionale dell'ANCI, a parlare di una nuova emergenza rifiuti. Chiediamo di fare presto, l'abbiamo sentito lunedì, il dirigente generale dell'assessorato all'energia aveva invitato la società ad ottemperare a quanto disposto dalle ordinanze, evidenziando come la società risulti già autorizzata a stoccare provvisoriamente le balle nei piazzali. Si invita a proseguire con i conferimenti, ha detto la Regione, secondo le modalità operative. Questo invito, questa rassicurazione ha consentito appunto alla Sicula Trasporti di riaprire i cancelli, ma resta il fatto assurdo che la Sicilia continua a mandare i rifiuti all'estero perché non è in grado di smaltirli o di incenerirli ancora nella nostra isola. A te Angelo. Ora parliamo di Etna, divieti e ordinanze non frenano il flusso degli escursionisti e anche dei curiosi che si avventurano in quota proprio sul vulcano per vedere da vicino l'eruzione, ignorando ahimè i pericoli. Sono stati numerosi gli interventi di soccorso, parleremo più avanti nella mattinata proprio di quanto viene fatto per assicurare la sicurezza sull'Etna, ma intanto vediamo questo servizio. Le immagini parlano da sole. Qui siamo di sera sulla pista altomontana in territorio di Biancavilla, a quota 1900 metri circa. I curiosi si avventurano a piedi per vedere da vicino il fronte lavico che si trova a poca distanza nonostante i divieti e le ordinanze dei comuni. Le temperature sono intorno allo zero, eppure c'è chi arriva anche in minigonna e tacchi. Quella trascorsa è stata un'altra notte di interventi per i volontari del soccorso alpino, per il soccorso alpino della Guardia di Finanza e per i vigili del fuoco nell'area del rifugio Galvarina, a tutte le ore presa d'assalto da migliaia di persone che in modo inadeguato e senza competenze si avventurano tra neve e ghiaccio. Il maltempo previsto fino a giovedì frenerà gli escursionisti fai da te, ma ieri un gruppo numeroso si è disperso proprio in quell'area e un uomo di 48 anni di Gravina di Catania ha riportato una frattura del piede a causa di una caduta, mentre altri 4 hanno riportato contusioni e principi di assideramento. Massima prudenza nel rispetto delle ordinanze vigenti. Consigliamo a voi tutti di visitare questo spettacolo della natura solo ed esclusivamente con guide alpine o vulcanologiche, nel rispetto dei soccorritori che debbano intervenire in caso di richieste di soccorso. Prese d'assalto soprattutto nel fine settimana e al tramonto la strada provinciale 92 e la strada Milia, con le auto parcheggiate selvaggiamente ai lati della strada che hanno reso difficoltoso anche il transito dei mezzi di soccorso. Un allarme e un invito alla prudenza è stato lanciato sui social dall'ingegnere Salvo Cocina, direttore regionale della Protezione Civile. Ieri sera in prefettura c'è stato un lungo vertice proprio per mobilitare, ognuno per propria competenza, tutti i soggetti deputati alla sicurezza sull'Etna.
Prima di tornare da Lorena per approfondire proprio questa notizia e anche le altre, c'è un aggiornamento che riguarda però sempre vicende di montagna. C'è stato un intervento del soccorso alpino e speleologico siciliano per recuperare una coppia di turisti tedeschi finiti in una scarpata con il loro fuoristrada tra Carini e Montelepre. È stato necessario il trasferimento all'ospedale di Partinico. Adesso torniamo di nuovo a parlare dell'Etna. Sì, anche se, come faceva notare un vulcanologo, questi ultimi incidenti sull'Etna sono incidenti di montagna, anche i 2 morti di gennaio non sono legati all'eruzione. Ma è vero che c'è un afflusso senza regole, come scrive fra l'altro anche la Repubblica: privi di guide e attrezzature, il popolo dell'Etna senza regole, nel fine settimana anche 2000 persone per vedere l'eruzione oltre il limite di sicurezza. Sembrava la festa di Sant'Agata. In pochissimi rispettano la distanza dei 500 metri dal fronte lavico prevista dalle recenti ordinanze emanate dai sindaci di Adrana e Biancavilla, anche perché al momento i controlli da parte delle forze dell'ordine sono per lo più inesistenti. I più disciplinati si fermano a non più di 200 metri di distanza e sono quelli accompagnati dalle guide, dotati di casco, luce e scarponi, ma a sentire gli addetti ai lavori almeno il 30% delle persone che accorrono si presentano senza guida, con jeans e scarpe da tennis, e nei nostri telegiornali abbiamo fatto vedere anche delle signorine addirittura in minigonna, incuranti del fatto che le temperature si abbassino proprio dopo il tramonto, che è l'ora preferita, perché è proprio con il buio che la colata si staglia contro lo scuro della montagna e contro la neve. E allora continuiamo con il resto della rassegna stampa dedicata ai giornali siciliani. Guardiamo ancora la prima pagina del quotidiano di Catania, La Sicilia. I PM sulle tracce del sistema Cannato, lo vedremo tra un attimo nel dettaglio. Discarica di Lentini e gelo, anche questo l'abbiamo detto. E poi la cantina Rapitelà asservita alla mafia e il proprietario dei cani di Bagheria che è indagato. Andiamo appunto nel dettaglio, l'abbiamo visto, l'interesse di Cosa Nostra per i vini, cantina Rapitelà asservita ai boss, l'inchiesta a Palermo, un capitolo sulla mafia dedicato anche al business alternativo. E poi sulla prima pagina del giornale di Sicilia abbiamo ancora il carcere non ferma i boss, la retata contro la mafia dei Viddani, ma c'è anche un sindaco che finisce sotto inchiesta, quello appunto di Camporeale, che avrebbe fatto favori al clan. Andiamo a vedere invece la prima pagina di Repubblica Palermo, che ha un'apertura tutta sua, alternativa, dedicata da una parte ai nomadi digitali. Chi sono? Sono tutti quei giovani lavoratori in grado di poter lavorare smart working e quindi nomadi, perché possono lavorare da qualunque parte del mondo, e a quanto pare, lo vedremo, hanno eletto Palermo al loro capitale. E poi c'è contributi in contanti chiesti all'ex sindaco, che adesso è sotto inchiesta. Ma andiamo a vedere appunto questa notizia di giudiziaria nel dettaglio. Parliamo di Luca Cannata, ex sindaco e deputato di Fratelli d'Italia. L'ex sindaco chiedeva soldi ai suoi assessori, inchiesta a Siracusa sul caso Cannata. È una bufera politica che travolge il vicepresidente della Commissione Bilancio alla Camera e uomo di fiducia di Giorgia Meloni in provincia di Siracusa, ma non c'è solo lui, ci sono anche 3 ex assessori e l'ex presidente del Consiglio Comunale, che accusano Luca Cannata, che ha guidato il comune tra il 2012 e il 2022, di aver ricevuto denaro per il funzionamento della segreteria politica, incluso l'affitto dei locali. Si parla di contributi da 200 a 550 euro al mese. E poi vediamo quello titolo che abbiamo visto in prima pagina: 1000 nomadi digitali, il primato di Palermo via a un piano da 3 milioni. Palermo è in vetta alle classifiche come città ideali per i nomadi digitali. Sarebbero almeno 1 migliaio in arrivo da America, Germania, Polonia, ma anche per giovani imprenditori italiani e stranieri che vogliono sperimentare e lanciare le loro start-up innovative. L'ultima di Executive Nomad Index, appunto questa classifica, fa del capoluogo siciliano la capitale italiana dei nomadi e la colloca addirittura 22esima al mondo, preceduta da città come Abu Dhabi, Miami e Barcellona.
E poi ancora su La Repubblica vediamo una notizia ancora di cronaca: in semilibertà Paolello, capo della Stidda, ha 34 condanne per strage e omicidio, ma ogni mattina, scrive Salvo Palazzolo, esce dal carcere di Mantova e va a lavorare in una gastronomia specializzata in prelibatezze siciliane. Poi la sera rientra in cella. Orazio Paolello è l'ex capo della Stidda di Gela, condannato all'ergastolo per omicidi e stragi. C'è un'ultima notizia che volevo ricordare, parliamo però in questo caso di sport, perché come anticipato anche a Corner, Pelligra, presidente del Catania, rompe gli indugi e vuole far rinascere Torre del Grifo, ma di questo appunto ne avete già parlato. Grazie Lorena. Adesso, come ogni mattina, ci colleghiamo con la Pol Strada, il compartimento Sicilia orientale. Siamo a Giardini Naxos abbiamo già in video, lo vediamo, l'assistente capo, il dottore Giuseppe Arena. Buongiorno, qual è la situazione stamattina sulle strade, autostrade di competenza della Polstrada Sicilia orientale? Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Oggi non si segnalano incidenti, per fortuna, sulla rete stradale della Sicilia orientale. Tuttavia segnaliamo dei lavori in corso sulle varie autostrade. Partiamo dalla 20 Messina-Palermo, dove per lavori sul cavalcavia numero 3 c'è l'uscita obbligatoria a Rometta, con rientro a Milazzo per i veicoli diretti a Palermo. Per quanto riguarda l'autostrada Messina-Catania, segnaliamo dei lavori tra Acireale e Giarre su entrambe le carreggiate, quindi ci sono solamente dei rallentamenti, ovviamente per intenso traffico. Per quanto riguarda l'autostrada A18, tra lo svincolo di Passo Martino e Lentini ci sono dei rallentamenti per dei lavori in corso. Per quanto riguarda invece la strada statale 121, si consiglia l'uscita allo svincolo di Agira con rientro allo svincolo di Catena Nuova. Per quanto riguarda la 18 Catania-Siracusa-Modica, anche qui ci sono dei lavori in corso tra lo svincolo di Passo Martino e Lentini, quindi ci sono dei rallentamenti per i veicoli diretti a Siracusa. Per fortuna oggi non segnaliamo particolari anomalie, ricordiamo sempre la massima prudenza, soprattutto stamattina per il manto stradale reso viscido dalla pioggia della nottata. Da Giardini anche oggi è tutto, vi auguriamo una buona giornata e buon viaggio. Grazie al dottore Giuseppe Arena, in collegamento da Giardini Naxos, Pol Strada, compartimento Sicilia orientale. Come ogni mattina diamo uno sguardo anche alla viabilità della città di Catania. Siamo al Tondo Gioieni, dove il traffico è piuttosto rallentato, vedete si va a rilento, ma l'ora di punta evidentemente ha riversato per le vie di Catania, soprattutto la circonvallazione, in questo caso moltissime auto. Dalla circonvallazione siamo invece in via Vincenzo Giuffrida, dove il traffico in entrata in città sembra abbastanza fluido. In uscita invece vediamo, poco prima di Viale del Mediterraneo, ma sono ferme le auto, vediamo ad un semaforo c'è un po' più di traffico, e adesso anche in entrata, con il semaforo che è diventato verde, il flusso di automobili che stanno per entrare in città di Catania è in crescita. Facciamo adesso una breve sosta e poi apriremo invece la rassegna stampa, quella nazionale, con le notizie dall'Italia e dall'estero, con Lorena Dolci. A fra pochissimo. Adesso la rassegna stampa nazionale, i fatti dall'Italia e dal mondo, con Lorena Dolci. Sì, eccoci, diamo un'occhiata ai giornali nazionali, apertura obbligata per quasi tutte le testate, naturalmente dedicate alla, da una parte, la malattia del Papa con la polmonite e dall'altra a queste prove di dialogo tra USA e URSS. E quindi diamo un'occhiata rapida alle prime pagine. Corriere della Sera, il Papa ha una polmonite bilaterale, l'umore è buono, chiede di pregare. E sotto invece Kiev, il dialogo USA-Russia, ira di Zelensky
che non va in Arabia, Mattarella chiede che Mosca rispetti la Carta ONU. E ancora su Repubblica, è polmonite bilaterale, ansia per il Papa e sotto troviamo Ucraina, patto USA-Russia. Possiamo andare avanti, La Stampa, Riyadh, patto USA-Russia, la rabbia di Zelensky. Ma andiamo allora a vedere un po' nel dettaglio queste notizie di cui parliamo. Intanto a partire dalla malattia del Papa. Francesco si aggrava, quadro più complesso e polmonite bilaterale. I farmaci somministrati finora non hanno funzionato, ma l'umore è sempre buono. Che cos'ha il Papa? Ce lo spiega Massimo Andreoni, che è il direttore scientifico della Società Italiana di Malattie Infettive. Spasmi da asma e batteri. L'infezione è seria, ma il cuore è sano. Si parla appunto di un quadro di asma e di bronchite. Cosa significa? Chiedono a questo esperto. Significa che l'infezione che si trova a livello dei bronchi si è instaurata in una situazione di patologia polmonare cronica, e cioè ha provocato una dilatazione dei condotti dall'apparato respiratorio, ma anche di asma. Infatti abbiamo assistito tutti al Papa che ha dovuto interrompere la lettura durante l'Angelus perché proprio non ce la faceva ad andare avanti. Naturalmente è circondato dall'affetto di tanti, come questi bambini che gli hanno dedicato anche questo disegno con lui che li tiene sotto le sue braccia come due grandi ali. E poi dicevamo l'altra notizia, il dialogo tra USA e Russia. Anche qui andiamo a vedere nel dettaglio. Sul tavolo Ucraina, ma soprattutto affari. Ci sono stati 4 ore e mezza di colloqui ieri a Riyadh tra i russi e gli americani, da una parte Lavrov e dall'altra Marco Rubio, una svolta nelle relazioni tra Mosca e Washington, il disgelo USA-Russia è il risultato concreto. Ne sono emersi 4 principi, ha detto Rubio ai giornalisti: il ripristino della funzionalità delle ambasciate, la nomina di un team per negoziare, l'inizio del dialogo sulla cooperazione geopolitica ed economica, l'impegno dei 5 presenti a restare coinvolti per assicurare che le cose vadano avanti. Ma chi è sicuramente il vincente in questo caso? Mosca si sente vincente, offre profitti e risorse e punta a ridisegnare le sfere di influenza, mentre il presidente americano spinge per le elezioni a Kiev. Putin, in sostanza, scrive La Stampa, viene riabilitato dopo quasi 3 anni che veniva disegnato come l'incarnazione del male. Per il leader di Mosca è finito l'ostracismo, noi verremo chiamati al tavolo negoziale solo, noi si intende l'Italia, solo per togliere le sanzioni. Ma dicevamo l'ira di Zelensky che dice vogliono tagliarci fuori, l'ira del presidente escluso dal summit, isolata dalle trattative, Kiev cerca sponda a Istanbul e avverte sulla fine della guerra decidiamo noi, ma a sintetizzare ci pensa LK che siede allo stesso tavolo Putin e Trump che si dividono il pollo, Ucraina con Trump che dice mo preferisci il petto o la coscia, e quindi un'intesa per spartirsi le spoglie dell'Ucraina. Ma restando sui temi internazionali c'è, lo sapete, lo scambio di ostaggi che va avanti da giorni. Hamas restituisce i corpi dei fratellini, shock in Israele per gli ostaggi morti. Annunciata la consegna di 4 cadaveri, appunto tra cui ci sono i 2 fratellini piccolissimi, e di 6 rapiti vivi. Netanyahu rimuove i capi degli 007 dal team dei negoziatori. Veniamo invece in Italia, notizia di cronaca, uccise 4 pazienti, anzi di giudiziaria, per l'ex infermiera, confermato l'ergastolo. La Cassazione ha rigettato il ricorso, Fausta Bonino è colpevole. La vicenda si era svolta a Piombino e poi la donna si era costituita. Ma qua vediamo anche questa vicenda un po' torbida di una star della scherma, Cassarà, che è stato condannato perché avrebbe girato dei video a 2 ragazzine sotto la doccia. E poi la storia tragica di Eleonora Giorgi che è molto malata e dice non faccio più di 10 passi ma la mia anima è pronta, mi curo solo per i figli. L'attrice e la malattia, ogni giorno è un regalo, dice, la morte ho temuto più la vita.
E poi vediamo ancora trovata morta e legata nei boschi della Brianza, il mistero di Carin, una donna di 26 anni che aveva 2 figlie, un 46enne è stato denunciato per occultamento di cadavere. E vi abbiamo raccontato il caso dell'uomo sbranato a Bagheria da un gruppo di cani corsi, una notizia che seguiva di pochi giorni quella invece nazionale della bambina sbranata. Adesso si scopre che il papà era drogato, si indaga per capire se lui fosse in casa, si attendono gli esiti dell'autopsia per chiarire meglio la dinamica dell'aggressione. Ma in prima pagina c'è anche l'evento di Londra, Formula Show, la nuova Ferrari, star della maxi presentazione collettiva, Hamilton, mi sento pieno di energia e di vita, da tanti ormai eletto a cittadino italiano, diventa il nuovo volto della Ferrari. E poi vogliamo chiudere con una buona notizia che ci dà la Stampa. I giovani a sorpresa leggono sempre di più, costruiamo un paese che li aiuti. La proposta è quindi di iniziare con sgravi fiscali, bibliotecari scolastici e bando agli allarmismi. Ogni volta che escono dati sulla lettura assistiamo al coro dei lamenti sul declino. Succede anche quando c'è un calo minimo del 2%. Pochi invece notano che solo 50 anni fa i lettori erano la metà di oggi e pochissimi sottolineano un fatto eccezionale. Nell'epoca di Instagram e TikTok i giovani continuano a leggere più libri degli adulti. E non solo, a dispetto di tutte le profezie tecnologiche, i giovani, come negli adulti, nella stragrande maggioranza preferiscono i libri di carta agli ebook, e quindi un dato un po' in controtendenza. In numeri, 2 i punti percentuali del calo di lettori dopo l'abolizione dell'app 18, che era quell'app che dava un buono ai diciottenni, 30% di librerie in meno, ma al sud in particolare. E poi ancora andiamo ad analizzare un po' i sogni. È appena mattina, molti si stanno appena svegliando, vediamo qual è il segreto per ricordare i sogni. Dormire di più al mattino e avere la testa fra le nuvole. Sono gli scienziati di Lucca, di un istituto specializzato di Lucca, che spiegano perché nelle esperienze oniriche contano anche le stagioni e quindi il sogno avviene più spesso quando le onde cerebrali sono rapide, accade di più quando il cervello è già riposato e quindi nelle ore del mattino lascia tracce deboli nella memoria. Tra le funzioni ipotizzate, nessuna funzione, ripropone a caso spezzoni di memoria, naturalmente sono ipotesi, permette al cervello di simulare idee e situazioni nuove e il cervello riordina le memorie della giornata e le integra con quelle passate. Insomma, difficile stabilire a che cosa servono i sogni, ma c'è un dato che tutti sogniamo, anche se in pochi, Angelo, ricordano la mattina appena svegli che cosa hanno sognato. Va bene, grazie Lorena, fra poco poi torneremo da te più avanti nella nostra mattinata. Adesso ci fermiamo perché abbiamo da vedere le previsioni meteo e dopo il primo ospite della mattinata parleremo dell'influenza, parleremo dell'incidenza soprattutto dell'influenza quest'anno e come sta andando, considerato che il picco dovrebbe essere già stato superato. A fra pochissimo. Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì variabile sul nostro territorio con nubi irregolari e qualche piovasco all'estremo sud, ma localmente anche tra Toscana e Lazio. In dettaglio, in Sicilia sono attese condizioni di variabilità con nubi a carattere irregolare e qualche piovasco principalmente sui settori orientali. Non mancheranno comunque parziali schiarite. Ventilazione a tratti moderata con mari calmi o poco mossi, clima tutto sommato piacevole con valori massimi fino ai 18 gradi. Per quanto riguarda poi la giornata di mercoledì è attesa ancora della nuvolosità con ancora anche qualche piovasco soprattutto sui settori orientali ma a tratti anche su quelli centrali. Ventilazione debole a tratti moderata con mari calmi o poco mossi. Per quanto riguarda le temperature massime i valori resteranno stazionari. Per tutti i dettagli c'è il sito e l'app di Trebi Meteo.
Devi sapere che i funghi Pleurotus, questi di qui, trattati con aglio, prezzemolo e un po' della loro acquetta, hanno un sapore quasi come se fossero vongole. Ah, precise per proprio. Cui facciamo un falso ragù. Cioè, stavo pensando la stessa cosa, diciamo, ora queste vongole fresche, di acidezza. Dove le pescate? Ecco, facciamo questo lavoro qua. Sono quelle dell'Argentina? No, sì, esatto. Quelle... Guarda, si stanno schiudendo. Dobbiamo tenere l'acqua da parte, giusto? Ah, hai tolto la rete? Sì. Quelle dentro la cozza? Sono già... La cosa, come si chiama? Il muschietto? Il muschietto, che cos'è il muschietto? Metto? Io? Vai. Ecco. Metti così, magari dentro la padella. Che scappano, sono vive. Allora, quindi l'hai assaggiata? Andiamo avanti. Di nuovo Ma hai messo un altro po' di sale per caso? No, l'ho lasciato come... Basta, la pasta devo condire. Com'è? Cari. C'è un pezzo di conchiglia di dentro. Cioè, ma è normale? È normale? A questo punto... Simpaticissimi davvero. Allora, buongiorno e ben trovato a Gabriele Giorgianni. Buongiorno, il dottore che è diciamo, responsabile, coordinatore dell'unità che si occupa della vaccinazione nella città metropolitana di Catania, possiamo dire così. Assolutamente. Allora, il dato che un po' da tutte le parti viene fuori è che probabilmente abbiamo superato quella che era il picco atteso, con un po' di ritardo, perché solitamente questo picco arriva sotto le feste diciamo, di Natale, nel mese di gennaio, siamo già a metà febbraio, però siamo riusciti ad andare oltre il picco oppure ancora lo stiamo vivendo? No, allora i dati della sorveglianza dell'influenza ci dicono che il picco è stato superato. In realtà questo picco che oggi viene considerato ritardato era normale in epoca pre-pandemica, cioè avevamo un picco un po' più ritardato soprattutto nelle nostre zone. Poi la pandemia con le misure di isolamento, utilizzo delle mascherine, igienizzazione delle mani aveva un attimino azzerato tutte le patologie a carattere respiratorio, per cui per 2 o 3 anni praticamente di influenza non ne abbiamo visto e poi c'è stato un boom nelle ultime 2 stagioni di casi con un picco invece anticipato. Quest'anno invece il picco è molto alto ma è ritardato un attimino verso diciamo appunto la fine di gennaio, soprattutto ripeto nelle regioni del sud e questo ovviamente ci ha riportato un attimino ai tempi pre-pandemia. Quest'anno questa influenza nelle previsioni si era già detto che sarebbe stata piuttosto pesante o almeno nei giovanissimi, perché il ceppo, quello dell'australiana, le persone che sono un po' più avanti negli anni, c'era in qualche modo un ricordo nel sistema immunitario. Che cosa possiamo dire? Sono state confermate le previsioni, ci sono stati tantissimi, 17 milioni di italiani che hanno preso e che stanno prendendo l'influenza anche in questi giorni. L'influenza è sempre stata una patologia che ha delle conseguenze importanti, soprattutto nelle categorie più fragili, nei bambini, negli anziani, soprattutto nelle persone che hanno delle patologie. È ovvio che all'interno di quello che noi chiamiamo influenza ci sono anche tante sindromi parainfluenzali, cioè che simulano diciamo, l'influenza, quindi con febbre, dolore alle ossa, stato di spossatezza, ma che sono causate anche da altri agenti patogeni che circolano, perché c'è ancora una piccola frazione di Covid, c'è il virus respiratorio sinciziale, ci sono i rinovirus, gli adenovirus. Questo è il motivo, ovviamente è da padrone la fa il virus dell'influenza. Un caso su 2 oggi è causato dall'influenza. Questo è il motivo per cui noi promuoviamo la vaccinazione antinfluenzale, perché è quella che diciamo, ha maggiore impatto in queste sindromi parainfluenzali, ma è anche il motivo per cui quando qualcuno ci dice ho fatto il vaccino e ho avuto l'influenza, probabilmente quella non era influenza, ma era causata da qualche altro agente patogeno. Quindi dobbiamo essere bravi anche nella comunicazione in questo senso. Dottore, ci sono stati diversi casi, ci sono ancora diversi casi di polmoniti.
legati all'influenza, è una conseguenza dell'influenza, oppure, come diceva lei, è possibile che qualche virus parainfluenzale che attacca con facilità magari le vie aeree e respiratorie e poi magari non curato molto bene si trasforma in infezione polmonare? No, ci possono essere sicuramente, l'influenza è una delle cause principali, ma ci possono essere anche delle coinfezioni, possono essere sia di carattere virale che di carattere batterico. In questo senso poi all'ordine del giorno ad esempio anche la polmonite del Papa in questo momento. Le polmoniti sono poi una conseguenza importante perché possono avere un impatto anche in termini di ospedalizzazione, in termini di qualità della vita, in termini anche di cronicità che poi può dare anche una polmonite e quindi è una delle cause, diciamo, può essere una delle cause dell'influenza, ma può anche esserci una coinfezione e lì è molto importante parlare col proprio medico di base per indirizzare una terapia che sia quanto più adatta possibile. La campagna contro l'influenza in qualche modo frena diciamo, le infezioni respiratorie gravi, acute come la polmonite. Quest'anno la campagna diciamo, anti-influenzale, la vaccinazione, come è andata? Se è andata come avevate previsto o altrimenti alcune fasce diciamo così, di età hanno risposto e altre no? Che cosa è successo? Allora, la campagna anti-influenzale è una campagna veramente importante, organizzata soprattutto grazie all'aiuto dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, con il coordinamento di quello che è il nostro dipartimento di prevenzione. È una campagna che almeno dalle nostre parti si è mantenuta sui livelli dello scorso anno, che devo dire non sono completamente soddisfacenti. Però vedendo i primi dati anche di altre regioni, di altre parti d'Italia, purtroppo c'è stata una leggera flessione dovuta a tutta una serie di problematiche anche comunicative legate anche alla pandemia, quindi al post-pandemia, una cosiddetta vaccine fatigue, cioè quasi il rifiuto a volte della popolazione di voler parlare di vaccinazioni avendo superato un periodo davvero complicato in termini di, appunto, di vaccinazioni Covid e di tutto quello che è stato la pandemia. Diciamo, insieme alla campagna anti-influenzale noi andiamo anche con la campagna antipneumococcica, perché lo pneumococco è una delle cause principali di polmonite e la campagna antipneumococcica è una campagna che dura tutto l'anno, quindi è il vaccino che si può fare durante tutto l'anno, ma sicuramente viene molto trainata dalla campagna anti-influenzale, per cui noi cerchiamo di promuovere, di mettere nelle migliori condizioni possibili soprattutto i medici di medicina generale che sono loro, ecco, che conducono in primis la campagna, fermo restando che ci si può vaccinare anche nei nostri centri, nei nostri ambulatori di vaccinazione e in Sicilia anche nelle farmacie. Ma diciamo, il vaccino che previene anche diciamo, la polmonite, quello pneumococco, no? È consigliato a persone che sono più avanti negli anni, oppure quando uno va dal medico di base, al medico di famiglia, diciamo così, e fa il vaccino antinfluenzale, chiede e può chiedere anche la somministrazione di quest'altro vaccino? Allora, la vaccinazione antipneumococcica è consigliata e raccomandata a tutti i pazienti over 60. Lì dove comincia poi un'immunosenescenza, cioè il sistema immunitario comincia a funzionare un po' meno, quindi è necessario diciamo, aiutare con il vaccino. Poi è ovviamente consigliato e suggerito alle persone sotto i 60 anni che hanno delle condizioni patologiche, ad esempio diabete o patologie cardiovascolari, che quindi rendono il paziente più fragile. È una vaccinazione che si fa in 2 volte con 2 vaccini per andare a completare quello che è il sierotipo, i sierotipi maggiori che colpiscono le persone, quindi si fa un vaccino coniugato al primo anno e si completa con un vaccino polisaccharidico il secondo anno. Quindi è una vaccinazione che poi non ha necessario, per cui non sono necessari i richiami, diciamo al momento non sono necessari i richiami. Quindi basta questa doppia vaccinazione in 2 anni per essere coperti, per avere un buon grado di copertura e essere coperti dalla maggior parte dei sierotipi circolanti. Per quelli che sono i vostri dati a disposizione, i ceppi dell'influenza sono sempre diversi, non ce n'è soltanto uno.
Quest'anno erano 3, se non dico male. Sì, diciamo i ceppo sono sempre tra A e B e poi sono dei sottotipi. I vaccini sono aggiornati secondo quello che succede nell'emisfero australe. In Australia. E quindi poi abbiamo un aggiornamento, un affinamento, no? Appunto dei vaccini, ma sostanzialmente il virus dell'influenza A è quello B, in questo momento è quello A che circola. Quindi diciamo in Italia in un primo momento magari all'inizio della stagione invernale si era pensato che forse l'australiana non avesse avuto quell'impatto che ci si attendeva, in realtà poi a lungo andare, alla distanza, è venuto fuori questo ceppo principale. Sì, sono venuti fuori questi ceppi e spesso anche, devo dire, c'è stato anche un inizio molto importante subito dopo le feste, perché aumentano gli eventi di convivialità, la gente sta più assieme, quindi c'è una trasmissione maggiore. E poi abbiamo avuto questo picco, ma in parte ce l'aspettavamo, non ce l'aspettavamo così alto. La copertura vaccinale, per esempio, negli over 65 da noi è intorno al 55%. Tenga conto che il Ministero ci chiede un obiettivo minimo del 75% e un massimo del 95%. Noi siamo un po' indietro, ma paradossalmente siamo un po' più avanti rispetto a livello nazionale, lì dove la percentuale è ancora leggermente più bassa. Parlo degli anni precedenti, i dati della campagna attuale ancora devono uscire, però sostanzialmente ci aspettiamo più o meno l'andamento degli scorsi anni. È molto bassa anche la percentuale di persone che sono vaccinate in un'età molto giovane. A partire da 6 mesi si può fare la vaccinazione per l'influenza, fino a 6 anni lì la vaccinazione ha inciso pochissimo. No, è perché poi prevalentemente l'influenza è una patologia pediatrica, perché si trasmette molto tra i bambini, perché ovviamente per ovvie ragioni, ma poi a pagarne le conseguenze di questa influenza sono principalmente gli anziani e le persone con patologie. In questo senso c'è anche, abbiamo letto anche recentemente, l'affollamento che c'è nei pronto soccorsi, quindi anche lì bisognerebbe far capire alla popolazione che l'accesso in un pronto soccorso deve essere dietro anche consiglio da parte del medico di famiglia e non come autodiagnosi quello di recarsi appunto al pronto soccorso, perché sennò si creano degli intasamenti che possono essere anche problematici. Senta, prima di salutarci chiudo con una provocazione. Abbiamo detto che durante la pandemia l'influenza è sparita perché un po' tutti andavamo in giro con la mascherina. Ma l'utilizzo eventuale della mascherina in determinati ambienti, in determinate situazioni, che ne so, a scuola per dire, la presenza della mascherina potrebbe avere un'incidenza positiva, nel senso che va a impedire la diffusione dell'influenza? È una provocazione sì, questa, attenzione. No, assolutamente. Allora, sicuramente in certi contesti può essere utile l'utilizzo della mascherina, parlo per esempio di reparti ospedalieri, oncologici per esempio. Introdurla in un ambiente più come dire, di tutti i giorni non la vedo una soluzione, anche perché tenga conto che l'utilizzo delle mascherine e quant'altro ha sicuramente mitigato quello che era il problema del momento, quindi il Covid, ma poi successivamente ci sono state anche il riemergere di tante patologie respiratorie per cui il nostro sistema immunitario era leggermente... Si era disabituato. Si era un po' meno allenato, ecco, diciamo così. Quindi sicuramente sì, l'utilizzo della mascherina per il paziente fragile, lì dove ci sono dei contesti di fragilità importanti, generalizzarla io direi di no. Benissimo, allora il messaggio che vogliamo lanciare questa mattina, che ripetiamo sempre, è quello di vaccinarsi. A un certo punto per l'influenza ci si può vaccinare nei nostri ambulatori o presso il medico di base. Sul sito nostro aziendale www.aspect.it si trovano tutte le informazioni per prenotarsi nei nostri ambulatori. Ma in questo momento il vaccino contro l'influenza? Ma diciamo che siamo proprio veramente alla fine della campagna anti-influenzale, anche perché poi il vaccino impiega 2 settimane per, come dire, funzionare al meglio. Però ci sono quelli tardivi, no? Sì, ci sono le persone che alla fine cadono. No, certo, assolutamente. Infatti la campagna termina il 28 febbraio, okay. Quindi, però anche per esempio il vaccino dello pneumococco, il Covid, che voglio dire non è sparito dai radar, c'è la vaccinazione per il virus respiratorio sinciziale che è circa un 15% di impatto ancora ce l'ha come virus respiratorio, quindi
abbiamo delle armi che possiamo utilizzare per combattere queste infezioni. Grazie al dottore Grazie Gabriele a voi. Giorgianni, che è il coordinatore delle attività vaccinali della città metropolitana di Catania. Buon lavoro, ci rivediamo magari l'anno prossimo per parlare di influenza, ci rivediamo presto per parlare anche di altro. Noi ci dobbiamo fermare perché facciamo una breve sosta e poi cambieremo argomento, andremo a parlare di Etna. Restate con noi. Bentornati a Buongiorno Sicilia. Abbiamo prima annunciato che avremmo parlato di Etna e per parlare di Etna abbiamo in studio Luca Ferlito. Buongiorno. Buongiorno. Che è il comandante del nucleo operativo regionale del Corpo Forestale. Sì, signor. L'Etna in questi giorni dà spettacolo. Abbiamo delle belle immagini che adesso faremo anche vedere, però lo spettacolo dell'Etna è uno spettacolo che va in qualche modo inquadrato e va regolamentato per chi vuole veramente usufruire di questo spettacolo, perché nelle scorse notti, anche nelle scorse giornate, ci sono stati diversi interventi dei soccorritori, perché molto spesso ci si avventura, si va sull'Etna magari con un paio di scarpe da ginnastica, magari vestiti leggeri, e si sale sui sentieri e molte volte poi si possono avere piccoli e anche altre volte gravi incidenti. Intanto partiamo da lanciare un messaggio a chi ci sta seguendo da casa, che quando si va sull'Etna ci si deve andare con delle persone esperte che ci possono guidare per arrivare dove si può arrivare. Io purtroppo devo fare una considerazione. Uno spettacolo straordinario come quello dell'eruzione è stato trasformato in un Luna Park, questa è la verità, e questo è un danno sia per il nostro vulcano, che ricordo sempre che è patrimonio mondiale, sia per le persone che lo vanno a vedere. Ora che cosa succede? Che il fronte lavico, il campo lavico è arrivato a 1850 metri circa, ha tagliato la pista altomontana che è all'interno delle aree demaniali ed è diventato facilmente accessibile a tutti, perché con un'oretta e un quarto di camminata sulla pista, che comunque è innevata, si può raggiungere il fronte lavico principale. Detto questo, chiunque si avventura, di notte soprattutto e di giorno, non si rende conto che comunque si devono affrontare 5 km ad andare e 5 km a tornare sulla neve, con tutti i rischi che questo può comportare. E non solo, si avvicinano, stanno arrivano a ridosso dei fronti lavici, e questo può anche... Questo stiamo vedendo delle immagini notturne. Credo che queste immagini le ho girate io l'altra sera, domenica sera, che ero col direttore della Protezione Civile con Cocine, con cui abbiamo fatto poi 5 Quest'altra immagini ci dicono come ecco, ci sia... questo è quello che volevo dire, questo purtroppo è quello che succede, questo evento, questo spettacolo naturale è stato trasformato in un Luna Park, e quindi la gente si sente autorizzata a raggiungere i fronti lavici così, con la minigonna, con le calze a rete e con scarpe che non sono adatte. Assolutamente inadatte. Abbiamo col direttore Cocine abbiamo recuperato anche una signorina che aveva perso le suole delle scarpe, era fermo al bordo del sentiero e non poteva più rientrare. Diciamo, questa diciamo, è una degenerazione di questo sistema, ed è una situazione che non può più continuare così, deve essere necessariamente regolamentata, perché abbiamo diciamo, considerato che ogni giorno sul fronte lavico ci vanno 3-4 mila persone, ed è facile che qualcheduno si faccia no male, come gli interventi che sono stati fatti da noi, dalla Guardia di Finanza, dal Soccorso Alpino Civile, dalla Protezione Civile, ma è facile che qualcuno si faccia veramente male, e quindi dobbiamo scongiurare queste ipotesi. Allora, proprio per questo motivo la Protezione Civile, chiaramente raccordandosi con altre istituzioni, sta cercando di organizzare un piano di sicurezza e anche di viabilità, perché tutte queste macchine che salgono a un certo punto vengono lasciate in seconda fila, in mezzo alla strada, perché non si può più salire con la macchina, si lascia la macchina e si continua a piedi. Tutto questo impedisce di fatto non solo la normale viabilità, ma l'eventualità di
necessità di soccorsi, necessità di intervento, vengono ostacolati. Come domenica scorsa i mezzi di soccorso sono stati ostacolati per raggiungere le persone che si erano infortunate, fortunatamente in modo non grave. E abbiamo svolto già un sopralluogo con la polizia stradale, con la sezione del compartimento, e abbiamo già immaginato una circolazione, diciamo, disciplinata, nel senso che si sale dal bivio di Monte Vetore Superiore e poi si scende o dal bivio di Monte Vetore Inferiore oppure addirittura da Strada Milia. E quindi si sale da un lato e si scende dagli altri, Quindi così per evitare, in modo che non ci siano assolutamente, per evitare che non ci siano ingorghi. Senta, lei è un esperto certamente del vulcano e di situazioni anche di criticità, ma chi volesse veramente andare a visitare il vulcano, magari ammirare l'eruzione, accompagnato da personale specializzato, ma la distanza di sicurezza, una distanza per stare tranquilli, che poi insomma l'Etna non ci dà mai certezza di quello che può accadere. Si dice tra i 300 e i 500 metri di distanza da Fronte Lavico, però questo dipende dalla potenza dell'esplosione. Dico, non sono episodi che si verificano frequentemente. L'ultimo che abbiamo registrato fu quello della colata del 2017, quando c'era addirittura vicino al Fronte Lavico la troupe della BBC, e ci furono alcuni feriti, fortunatamente non gravi, perché una guida vulcanologica si accorse di quello che stava accadendo, cioè di questa interazione tra la lava e l'acqua, la neve che si scioglie, quindi l'acqua, c'è stata questa vaporizzazione improvvisa, la guida ha capito e ha dato l'allarme e poi c'è stata l'esplosione. Stiamo vedendo delle immagini che in qualche modo straordinarie, certo, bellissime. Sono fatte, diciamo, dall'alto con un drone. Fatte con un drone, questo ovviamente. E quindi diciamo, se uno vuole andare in sicurezza sul Fronte Lavico deve stare almeno a un paio di centinaia di metri per stare in sicurezza. Purtroppo, ripeto, l'hanno fatto diventare un Luna Park, hanno postato sui video queste persone che arrostiscono la salsiccia, si fanno il caffè sul Fronte Lavico, e questo, mi creda, non fa bene a nessuno, perché hanno trasformato un evento naturale straordinario in un Luna Park, e questo è irrispettoso veramente. Per il fine settimana c'è già un piano di sicurezza, lei prima lo accennava, ci saranno diciamo, volontari e non solo volontari, esperti che lavoreranno assieme alla protezione civile, assieme al corpo forestale, assieme alla Polstrada, per cercare di rendere la giornata domenicale, quella che può essere la gita sul vulcano, una giornata da passare in sicurezza e in tranquillità. Tutto questo comporta per voi un grande sforzo organizzativo, anche uno sforzo anche fisico, perché chiaramente bisogna fare attenzione un po' a tutto. Lei ha detto bene, lei ha parlato di protezione civile, la protezione civile è un sistema, quindi all'interno della protezione civile poi ci sono le parti operative, ci siamo noi, c'è la Guardia di Finanza, c'è il Soccorso Alpino Civile e c'è anche la protezione civile. E tutti siamo impegnati per rendere questo venerdì, sabato e domenica delle giornate da trascorrere in serenità e poter ammirare uno spettacolo straordinario come questo. E quindi saremo tutti impegnati giorno e notte per garantire la sicurezza delle persone che vanno sui campi lavici. Prima di chiudere questo nostro incontro, per le informazioni che lei ha in questo momento a disposizione, ieri dall'INGV ci dicevano che la colata aveva avuto un momento di diciamo rallentamento perché era poco alimentata. Le ultime notizie, quelle che sono in suo possesso, questa colata continua ad essere alimentata? Guardi, io ho letto il bollettino dell'INGV, c'è stato cattivo tempo in quota, quindi anche gli esperti dell'INGV non hanno potuto osservare perfettamente quello che stava accadendo. Sembrerebbe che ci sia una digitazione superiore, questo ora lo verificheremo, perché ancora oggi le condizioni meteorologiche non ci consentono, diciamo, una perlustrazione, una visione completa del flusso lavico, ma io sono sicuro che entro oggi, domani al massimo, l'INGV ci darà chiarimenti su quello che sta accadendo effettivamente per l'eruzione. Sì, esattamente. Per quello che è la sua esperienza, questa eruzione
spettacolare certamente, è in qualche modo accostabile ad altre eruzioni dell'Etna in qualche modo simili? Guardi, io non sono un vulcanologo, certo è 40 anni che sono là, però mi hanno insegnato i grandi vulcanologi che ogni eruzione è diversa dall'altra, perciò non ci abbiamo capito. Ogni eruzione è diversa dall'altra. E quindi aspettiamoci dall'Etna sempre delle sorprese che poi incidono anche sulla quotidianità, perché l'emissione di cenere impedisce la normale, diciamo, il normale traffico aereo, quando c'è la ricaduta della cenere ci sono problemi, disagi nelle nostre città, nei paesi pedemontani. E quindi c'è poi il problema di come smaltire la cenere vulcanica. Io dico sempre che l'Etna è un vulcano e il vulcano fa il suo mestiere, quindi noi ci dobbiamo adeguare a queste attività. Grazie per essere stato con noi questa mattina, Luca Ferlito, che è il comandante del nucleo operativo regionale del Corpo Forestale. Buon lavoro per il fine settimana, si annuncia non mancherà il lavoro. Caldo. Grazie ancora, ci fermiamo, fra poco torniamo con altri temi a Buongiorno Sicilia. Restate insieme a noi. Oggi, 18 febbraio, ricorre la giornata internazionale del risparmio energetico. Per risparmio energetico si intendono tutti gli interventi e le tecnologie in grado di ottimizzare e ridurre i consumi di energia e gli sprechi. Questa celebrazione è dedicata alla promozione dell'efficienza energetica e alla sensibilizzazione per la sostenibilità ambientale. Il tema del risparmio energetico e dell'educazione allo sviluppo sostenibile rientra anche nelle iniziative previste dal Piano per l'educazione alla sostenibilità, promosso dal Ministero dell'Università e della Ricerca, a sostegno dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Questa giornata, istituita nel 2005 con l'entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, guida la nostra attenzione verso azioni concrete che possono fare la differenza in un contesto di crescenti consumi energetici. Ma sapete cosa sono gli acceleratori di particelle? Come intendiamo dalla parola stessa, sono apparecchiature che accelerano le particelle, portandole fino a velocità prossime a quella della luce. Ma come funzionano? Usano campi elettrici e potenti campi magnetici per creare un fascio di particelle. Molti acceleratori sono circolari, in modo che le particelle possano percorrere numerosi giri, aumentando ogni volta la propria energia, prima di scontrarsi o arrivare su un bersaglio. Bentrovati a Buongiorno Sicilia, in studio altri due ospiti. Do il benvenuto a Fra Massimo, buongiorno. Buongiorno. E anche ad Epifanio Chiovetta, che è il presidente della cooperativa sociale SMG Lab. Buongiorno, grazie per l'invito. Buongiorno, grazie a voi per essere con noi. Stamattina parliamo di una vostra iniziativa, di un vostro progetto, un progetto che nasce per, passatemi il termine, volontà proprio, ultima volontà, di una professoressa, la professoressa Giuseppa Stramondo, che è stata una benefattrice dell'Ordine dei Francescani e ha ispirato questo progetto. Che cos'è questo progetto? Parto da Fra Massimo e poi andiamo al Presidente. È un desiderio della professoressa Stramondo di poter dare aiuto e futuro soprattutto ai giovani. Lei, docente ordinaria di lettere classiche all'Università di Catania, si è occupata per tutta la vita di giovani e di formazione. E negli ultimi tempi della sua vita, negli ultimi anni, mi diceva che tutto quello che lei aveva costruito aveva desiderio potesse servire non per i poveri a livello generico, ma per dare gli strumenti a delle persone che non avevano le possibilità minime per poter studiare, avere un futuro e coltivare i loro sogni e quindi essere aiutati a realizzarli.
certamente un sogno del genere poi è difficile a livello anche burocratico realizzarlo nell'oggi, no? Allora, grazie all'aiuto dei giovani che frequentavano e frequentano la parrocchia Santa Maria di Gesù, ci siamo seduti e abbiamo pensato come poter fare a mettere a frutto le risorse, la casa e alcuni terreni che la professoressa ha lasciato all'ordine francescano. E allora è nata l'idea di creare una cooperativa sociale per costruire un progetto che potesse aprirsi non soltanto ai poveri generici, ma a delle categorie particolari. Amiamo definirli poveri invisibili, che sono i padri separati, con enormi difficoltà economiche dopo la separazione a causa di tutte le spese a cui devono far fronte, e sappiamo che nel territorio catanese ce ne sono diversi che addirittura dormono in macchina, quindi magari poter garantire loro un'accoglienza, un alloggio, e poi i giovani universitari meritevoli, e qui il collegamento diretto con la professoressa, che magari brillano per intelligenza, ma a causa della loro fatica economica o abbandonano gli studi o addirittura neanche li iniziano. Con il Presidente, prima Fra Massimo ha accennato a due, diciamo, degli obiettivi, che è quello di dare una casa, un tetto ai padri, diciamo, separati, che sono in difficoltà, gli studenti, ma nel vostro progetto c'è anche tanto altro, come ad esempio favorire l'inserimento lavorativo di alcuni soggetti che sono svantaggiati, o altrimenti diciamo, offrire anche opportunità di reinserimento a chi è uscito dal mondo del lavoro. Ma non solo questo. Non solo questo, diciamo che tutto nasce da una bellissima esperienza che abbiamo fatto all'interno dei locali del convento. Grazie a Fra Massimo e alla Fraternità di Santa Maria di Gesù, le porte del convento si sono aperte per dare vita e risposta a un'esigenza nata dopo la pandemia del Covid, che era quella di dare risposta a chi lavorava da casa, isolato, e continuava ancora lo smart working, e quindi viveva quella sensazione di isolamento sociale. Quindi abbiamo creato uno spazio di coworking solidale, nato proprio all'interno del convento. Stando insieme, vivendo il convento insieme ai frati, lavorando insieme ad altri ragazzi, si sono create delle reti sia professionali e anche umane, e quindi abbiamo pensato: perché non dare risposte concrete non solo alle povertà economiche, ma anche alle povertà di oggi. Pensiamo ai nomadi digitali, e quindi uno degli obiettivi è quelli di creare altri coworking solidali in giro per la Sicilia. Abbiamo già diverse richieste, e poi vorremmo anche implementare qualche progetto nel settore dell'agricoltura solidale. Quindi c'è anche l'arte e, diciamo, la cultura attraverso la promozione di alcuni eventi che magari sono mirati ad un determinato obiettivo. Esattamente, noi abbiamo la fortuna di vivere a Santa Maria di Gesù, che è uno dei luoghi storici più belli della città, che custodisce il convento con il chiostro del Settecento. Grazie a un grande impegno di noi frati, ma anche di tante persone che ci hanno aiutato, e approfitto qui per ringraziare la sovrintendenza ai beni culturali e ambientali di Catania e tante persone che ci hanno dato una mano. Questo chiostro è stato restaurato e già da 2 anni soprattutto nel periodo estivo è sede di grandi eventi culturali a livello musicale e a livello artistico. Allora abbiamo pensato, essendo un convento, non può essere soltanto uno spazio di arte e cultura, ma ogni cosa che dice bellezza deve necessariamente essere aperta al bene e alla solidarietà. Quindi tutti gli eventi che promuoviamo nel chiostro sono solidali. Ecco qui che la cooperativa si affianca nella gestione, nell'aiuto, nell'organizzazione. Quindi siamo riusciti a mettere insieme l'impegno sociale, l'impegno artistico e l'impegno culturale. Voi avete presentato il vostro progetto qualche giorno fa, il 16 febbraio. Mi dite da qui a breve, abbiamo meno di un minuto, parlo con il Presidente Chiovetta, da qui a breve qual è il prossimo passo?
Il prossimo passo è sicuramente quello di attivare una casa vacanze che stiamo finendo di ristrutturare, che genererà reddito e sarà il motore economico per sostenere tutte queste idee solidali che abbiamo pensato. Quindi il prossimo passo è quello di attivare la casa vacanza e subito partiremo con la casa di accoglienza per i padri separati e con la casa d'accoglienza per gli studenti meritevoli, che è a fianco alla casa vacanze. Il concetto di base che ci piace sottolineare è che tu turista che verrai a dormire all'interno della nostra casa vacanze darai la possibilità di far dormire a una persona svantaggiata non nel centro Africa, ma qui a fianco. Una bella iniziativa, grazie per essere stati con noi questa mattina a Fra Massimo e anche ad Epifanio Chiovetta, che è il presidente della cooperativa sociale SMG Lab, inclusione, solidarietà e anche cultura. Adesso noi che amiamo la mattina spaziare e passare da un momento all'altro, magari senza essere collegati direttamente, andiamo a scrutare le stelle, perché c'è l'oroscopo del mattino, parte la sigla e fra poco sarà con noi Marco Amato. Bene, grazie allora per essere con noi ancora. Andiamo da Marco Amato, lo vediamo subito. Buongiorno Marco, ben trovato. Una tazzina d'oro questa mattina. Tazzina d'oro, giusto? Tazzina d'oro, giusto, ho voluto scomodare proprio loro perché parliamo di un numero 1, è una medaglia d'oro che ha infiammato i cuori degli italiani, perché come ben sai dai social, caro Angelo, è esplosa la luciomania. Di che parliamo quindi? Di Lucio Corsi, che ha incantato tutti al Festival di Sanremo e che per adesso viene presa a modello dei social e che ci dà tutta una serie di suggestioni veramente molto piacevoli. Non so se sei d'accordo musicalmente. Chiedo a te, data la tua enorme preparazione musicale, hai ritrovato un po' di Ivan Graziani, un grido di Vasco, un qualcosa di Renato Zero? Ho ritrovato quest'anno, in generale nel Festival di Sanremo, la riscoperta intanto dei testi e la riscoperta dei cantautori. Non so se tu puoi in qualche modo confortarmi da questo punto di vista, cioè la musica è ridiventata, comunque è tornata a quella che è la tradizione italiana. Esattamente, perché proprio quelle suggestioni, tutta quella profondità di testo e insomma la rivincita del cantautorato, che si riprende un po' la kermesse sanremese tanto da noi amata. Allora parliamo in chiave astrologica di Lucio, che tra l'altro ha fatto anche ha creato una piccola magia, ovvero una mamma lo ha ringraziato perché un bambino col mutismo selettivo è riuscito a canticchiare la sua canzone, forse perché è un testo, appunto, come dici tu, che arriva al cuore, è un testo che fa perdonare un po' ed accettare le fragilità maschili, quindi c'è una demolizione del macismo, ma con una morbida accettazione. Insomma, è stato magistrale. Tutto questo sapiente equilibrio, secondo la logica interpretativa delle stelle, da dove viene? E beh, Lucio Corsi è una bilancia, segno dell'equilibrio e della misurazione, dell'equità, ed è appunto una questione di controllo e misura. Nel suo oroscopo anche Venere in Vergine, l'indicazione di questo segno zodiacale ci dà il gusto per la conservazione delle cose, il gusto per la memoria. Ed è vero che i suoi richiami vintage erano assolutamente evidenti. Ammasso planetario in Scorpione, Marte, Mercurio e Plutone sono proprio nel segno della creatività e chiaramente, per essere così dolce e soave ed empatico, un ascendente Pesci dobbiamo pur metterselo. Del resto, quando si parla di musica, i Pesci, Nettuno, Urano e l'Acquario sono i segni zodiacali più forti nell'oroscopo di un bravo cantante, di un bravo interprete, di un bravo cantautore che sia. Ecco, oggi abbiamo anche una luna in Scorpione che porta proprio in auge i segni d'acqua e quindi Cancro, Scorpione e Pesci sono molto più avvantaggiati. L'ammasso planetario peraltro che c'è per adesso in Pesci, Nettuno, Saturno, Sole e Mercurio, sono tutti dalla parte di una solida emozione per i segni zodiacali d'acqua. Quindi cosa fa l'Ariete? L'Ariete sta un po' in panchina a guardare
emozioni e a trasognare un po' amore. Il Toro, con questa Luna in Scorpione in opposizione, ricordo sempre che quando la Luna è in opposizione ci si deve interrogare sempre su qual è il sentimento che manca, qual è un po' la nostra falla, in cosa insomma si vuole essere un duro e magari non ci si riesce. Quindi cari Toro, meditate su questo. Gemelli, il segno della comunicazione un po' distante da questa Luna, i pianeti in Pesci lo rendono un po' confuso. Giove però nei vostri gradi, per cui la capacità di sintesi oggi sarà importante. Cancro, segno della Luna che oggi in Scorpione si magnifica di un bellissimo aspetto di trigono, quindi una maggiore energia creativa e sensuale, passionale per i Cancro sognatori. Leone, la Luna è ancora in quadratura, perché oggi qualcosa potrebbe non andare nell'ambito lavorativo, proprio perché probabilmente non riuscite a legare con alcuni collaboratori. Quella Luna però vi suggerisce di essere un po' meno guardinghi e circospetti. Vergine, assolutamente positiva la Luna di oggi per voi, che sembra mettere in moto proprio le cose che volevate, quindi coraggio, si stanno risolvendo una serie di cose che l'ammasso planetario in Pesci vi mette davanti, quindi sursum corde. Bilancia, una Luna oggi che parla di tanta prospettiva, di visione delle cose, di voler ricreare di nuovo il bello, quindi cari Bilancia, spetta a voi gestire le cose in una maniera morbida e diplomatica come solo voi sapete fare. Scorpione, la Luna oggi è da voi, grande emozione quindi per gli scorpioni che brillano, vibranti e creativi come sempre. Sagittario, una Luna che parla di emozioni, anche di qualche sogno nascosto che volete esplicare. Le cose non dette, vi ricordo, sono sempre quelle che poi ritardano il divenire delle cose, quindi siate chiari. Capricorno, una Luna più solidale di così non si vedeva da tempo, quindi dateci dentro e sfruttate tutte le risorse che gli amici vi metteranno a disposizione. È una Luna che però vi fa interrogare su molte cose, siate più morbidi. Acquario, Luna di quadratura, quella Luna vi segnala il vostro bisogno di scendere un po' coi piedi per terra e di avere dei dialoghi un pochino più concreti. Sono iniziate delle nuove cose, ma non abbandonate del tutto il passato. Pesci, segno come gli acqua principe della giornata, proprio perché la Luna in Scorpione mette in trigono tutti i pianeti che passano da voi. Da oggi il Sole, da ieri anzi, è molto più forte, quindi rinvigoriti di grande energia, e oggi brillerete proprio perché riuscirete a gestire delle situazioni corali non sempre semplici da tenere insieme. E detto questo, auguro a tutta la Sicilia una buona giornata. Buongiorno Angelo. Grazie Marco, buona giornata a te, ci rivediamo domani mattina. Intanto adesso andiamo dall'altra parte dello studio dove c'è di nuovo Lorena per un'ultima considerazione dai giornali. Più che una considerazione vi do una specie di pillola di almanacco che prendiamo dal quotidiano La Sicilia, perché domani si commemora San Leone il Taumaturgo. E chi era? Il vescovo di Catania che nel VII secolo mise fine ai sortilegi di Eliodoro, una figura che rimanda ai misteri della statua dell'Iotru, ovvero dell'elefantino, che è il simbolo di Catania. È diventata metafora di antichissimi miti e leggende popolari. Qual era la leggenda? Pare che il mago Eliodoro viaggiasse sulla groppa di un elefante per spostarsi tra Costantinopoli e Catania, riuscendo a sfuggire alla cattura per compiere i suoi malefici poteri magici, che erano un atto di sfida contro l'autorità religiosa e la purezza della fede cristiana. Conosciuto per le sue grandi opere miracolose, il vescovo Leone, di cui appunto domani ricorre l'anniversario, stanco dei continui sortilegi con cui Eliodoro cercava di affascinare il popolo, dopo aver praticato alcuni esorcismi, tramutò il pachiderma in pietra e condannò a rogo il mago. Naturalmente è solo una delle spiegazioni dell'origine della statua simbolo di Catania, ce ne sono molte altre ipotesi, ma vi rimando all'articolo sulla Sicilia. Grazie Lorena, buongiorno Sicilia, torna domani e oggi come sempre chiudiamo con la musica, perché il 19 febbraio del 2011, parliamo ancora di Sanremo, Roberto Vecchioni, il professore, vince il Festival di Sanremo con Chiamami ancora amore. Grazie, ci rivediamo domani.